Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi sui 97.5 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali video. Oggi parleremo in maniera approfondita della nuova stagione culturale di La Stanza Spazio Eventi, uno dei luoghi della cultura e del teatro della città di Treviso, uno spazio appunto dedicato alle rassegne teatrali e alla letteratura e quest'anno anche alla storia dell'arte. Lo faremo con la direttrice artistica della Stanza Spazio Eventi, Giovanna Cordova. Buongiorno Giovanna. Buongiorno a voi. Ben trovata. E assieme a lei è venuta a trovarci anche Giulia Pellicciari, responsabile della rassegna teatrale. Ciao Giulia. Buongiorno a tutti. Allora Giovanna, si riparte, la stagione 2020 è ricchissima di appuntamenti tra teatro, letteratura e appunto storia dell'arte. Sì, le novità sono tantissime. Diciamo, dopo la stagione dell'anno scorso, che è stata una stagione di prova che ha portato un grandissimo successo e un grandissimo riscontro di pubblico e di critica, quest'anno mettiamo in campo delle novità, sia per quanto riguarda la rassegna letteraria, sia per quanto riguarda la rassegna teatrale e la parte dedicata ai bambini. Per cui abbiamo un lenzuolo, praticamente una grafica che è costituita da un piccolo lenzuolo. Per quel che riguarda la rassegna letteraria, viene sempre curata da Laura Lepri, che è direttrice del Circolo dei Lettori di Milano, di Casa Manzoni, e che anche quest'anno ha voluto seguire la nostra rassegna. E ha pensato di inserire due focus molto importanti su autori veneti del Novecento. Perché noi abbiamo, e qui in Veneto abbiamo avuto nel Novecento degli autori che sono dei monumenti, e questo è un dato assodato e, come dire, consacrato dalle più belle pagine della letteratura contemporanea. Però tante volte, soprattutto qui, vengono quasi dati come scontati. E invece a noi piaceva riprendere anche con un occhio diverso e riparlare in fondo di quegli autori che costituiscono le nostre radici più prossime da un punto di vista culturale. Quest'anno due saranno gli appuntamenti, uno con la poesia di Andrea Zanzotto e l'altro con la prosa di Goffredo Parise. Anche in questo caso vorremmo proporre questi autori in maniera diversa, perché al di là degli splendidi interventi di due straordinari professori universitari e studiosi dei due artisti, una seconda parte sarà dedicata alle loro parole, perché un autore, se vale, parla nel momento in cui scrive e quello che valgono sono le sue parole. Il modo in cui noi faremo questo sarà facendo leggere delle pagine dei due artisti, Zanzotto e Parise, a dei giovani, ai giovani allievi di Thema Academy. E questo vuole essere un messaggio ulteriore di apertura dello scrigno, diciamo, della letteratura e del sapere ai giovani, ed è questo, diciamo, un territorio su cui il tema cultura si è sempre battuta e ha sempre lavorato. Per chiudere questo flash sulla parte letteraria, non si poteva non ricordare Raffaello ai 500 anni. Certo. E quindi avremo un straordinario dialogo a due tra Forcellino, che è uno restauratore favoloso e uno dei pochi che ha messo le mani sulla Pietà del Michelangelo, che sarà intervistato questa volta non da un letterato ma da uno storico dell'arte, Roberto De Feo, che è un insegnante universitario di rara finezza e di estremo estro, quindi sarà un bellissimo match secondo me. Per parlare di grande letteratura, con la grande letteratura partiamo il giorno 14, venerdì 14, con l'intervento della curatrice Laura Lepri, che ci parlerà di quella che Italo Calvino ha definito la donna più affascinante della letteratura italiana. E quindi parleremo di Stendhal, della Certosa di Parma, ci parlerà Laura spiegandoci i segreti di questa donna affascinante che
che appunto si è meritata dal grande Calvino questo titolo, che è un paradosso ma poi non proprio così eccessivo. All'interno della stagione, sempre della rassegna letteraria, ci sarà un altro appuntamento che riguarda il nostro territorio, le Ville Venete. Le Ville Venete, avremo Alberto Passi, che è un cultore, è un esperto, che ci racconterà in maniera inedita che cosa significa, anche considerandolo da un punto di vista storico e letterario. Poi, come sempre, le ultime edizioni, le ultime uscite, fra le altre cose, ospiteremo Veronesi con il suo ultimo romanzo, Colibrì, che è già diventato, come dire, usando un termine veramente idiota, il tormentone dell'anno. Oltre a questo, noi anche l'anno scorso abbiamo fatto un programma per i più piccoli che saranno impegnati nelle domeniche. L'anno scorso era la lettura di romanzi o racconti per bambini. Quest'anno abbiamo pensato di organizzare un programma che fosse più aderente a quelle che sono le offerte culturali del territorio, e in questo caso non si può non ricordare la bellissima mostra che è tuttora aperta e che sarà aperta e visitabile fino a maggio, Natura in Posa, Santa Caterina. Quindi con un accordo col comune e con Civita Tre Venezie abbiamo organizzato la possibilità di effettuare delle visite per bambini guidate all'interno della mostra, e poi fare un'attività laboratoriale che sta tra la pittura, il movimento espressivo e il teatro, e che avrà come oggetto la simbologia dei fiori. E quindi anche durante la visita saranno messi in evidenza, come posso dire, dei fili conduttori, un qualche cosa che loro dovranno ricercare per produrre a loro modo e con la loro spontaneità nella seconda parte del laboratorio. Di tutto questo lavoro poi sarà fatta una giornata di restituzione alla cittadinanza, una giornata finale, nella quale saranno esposti tutti gli elaborati grafici pittorici dei bambini, e i bambini daranno vita a quello che metteranno in scena sui fiori, su una natura morta che diventa una natura viva, con un piccolo spettacolo di teatro. E questo, diciamo, per quel che riguarda la parte letteraria. Per quel che riguarda invece la rassegna teatrale, penso che meglio di me parlerà la curatrice della rassegna. Un flash solamente su quelle che sono state le nostre attu l'anno scorso, i nostri punti di forza. Presentare un programma di grande qualità e che non si vede in giro. Quindi anche quest'anno noi ospiteremo 2 prime regionali di 2 importantissimi artisti e una prima nazionale. Per il resto, forse, ripeto, meglio che Giulia, che ha curato la rassegna teatrale, vi faccia entrare anche nel mondo appunto del teatro. Certo. Vi aspettiamo tutti. Come sempre, ogni spettacolo, ogni intervento è corredato da uno spritz, un prosecco e un aperitivo da condividere con gli artisti. Certo, poi daremo tutte le indicazioni su come trovarvi, come raggiungere il luogo. Allora, un cartellone caratterizzato da tantissime novità, l'avvicinamento sempre dei più piccoli alla cultura, al teatro, alla storia dell'arte in maniera originale. Certo, perché dimenticavo, quest'anno apriamo una finestra sulla storia dell'arte, che si chiama Bellezza e dintorni, quindi una bellezza che sta un po' tutta intorno a noi, no? L'Italia è tutto un dintorno di bellezza. Sì. Partendo proprio da Treviso. Partiamo da Treviso, il prossimo anno sarà qualcos'altro, e vorremmo raccontare quelle forme ritrovate, come le abbiamo definite, e quindi restauri guidati da Antonio Costantini, che è un restauratore
estremamente raffinato, importante, colto, e anche lì ci sarà un po' di tecnica e un po' di letteratura. Passiamo al teatro. Giulia, attrice, Eccoci. docente di teatro, Sì. curatrice della rassegna teatrale. Raccontaci un po' quanti saranno gli spettacoli, chi saranno gli ospiti. Allora, noi portiamo in scena quest'anno 6 spettacoli e mantenendo delle idee che abbiamo avuto l'anno scorso e che quest'anno abbiamo deciso di confermare perché sono risultate essere vincenti. Dunque a noi piace tanto il discorso di far passare il teatro come un momento conviviale. Quindi tutti gli spettacoli sono preceduti e poi anche seguiti da un momento di aperitivo, perché il nostro obiettivo è proprio quello di far passare questa idea del teatro come un momento di unione, un momento di gioia, e durante questi momenti ci sarà la possibilità per il pubblico di entrare direttamente in contatto con gli interpreti che si esibiscono sul palco. Quindi ci sarà una grande vicinanza tra il pubblico e il palcoscenico, proprio perché ci sarà una totale rottura della quarta parete in questo senso. Inoltre, la seconda idea che abbiamo deciso di portare avanti è quella di unire all'interno del nostro cartelloni nomi di attori di grande richiamo e che hanno un mestiere e un'esperienza alle spalle, insieme a degli attori un po' meno conosciuti, perché la nostra idea è proprio questa, cioè quella di far scoprire che esistono anche delle realtà che magari sono meno note, ma non per questo sono meno degne di nota. Certo. E quindi abbiamo deciso di selezionare tutta una serie di spettacoli di giovani emergenti che vogliamo portare all'attenzione del pubblico trevigiano. Inoltre quest'anno abbiamo selezionato una serie di spettacoli più briosi, se vogliamo, dell'anno scorso, per cui tutta la rassegna sarà improntata su una linea di commedia molto tagliente, molto sarcastica. Ci piace l'idea che il pubblico rida e che una volta uscito dal teatro dica: forse non dovevo ridere di questa cosa qua. Quindi non è una comicità vuota quella che noi vogliamo, è una comicità piena di significato e che va a toccare, secondo noi, tutti quelli che sono dei punti importanti per la società odierna, che può andare dall'utilizzo dei social media, di come questi social media vadano a mediare quelli che sono i rapporti umani, di come portino poi a una distanza, in realtà più che a una vicinanza. Ma parliamo di tante cose, parliamo di maschilismo, parliamo di femminismo, sono tanti i temi trattati, tutti in chiave comica, per cui spritz e risate, io direi che è un'ottima coppiata. Allora, adesso andando più nello specifico, noi partiamo il 12 di febbraio con Siravo. E un'altra novità che è importante: quest'anno abbiamo deciso di inserire delle masterclass durante le quali chiunque è libero di partecipare e di potersi interfacciare direttamente con i nostri protagonisti. Di solito le masterclass sono sempre il giorno prima dello spettacolo, per cui poi può anche essere una cosa molto divertente, cioè non vogliamo il solito incontro col pubblico, perché gli incontri col pubblico sono un po' noiosi, ecco, a mio modo di vedere, per cui abbiamo deciso di trovare questo format un po' più particolare in cui l'interprete si mette a disposizione di chiunque voglia e giocherà col pubblico dando delle pillole di teatro, di recitazione, di gioco teatrale e ovviamente c'è la possibilità di avere uno scambio diretto con queste persone. Quindi dicevo, apriamo il 12 febbraio con Edoardo Siravo alle 20:30, i nostri spettacoli sono sempre alle 20:30, orario comodo. Siravo apre con L'uomo dal fiore in bocca e altri strani casi. In scena con Siravo ci sono Carlo Di Maio, Stefania Masala e Gabriella Casali. È uno spettacolo ovviamente di Pirandello, ma
e la cosa che ci è interessato è questa, è uno spettacolo che parla anche di Pirandello, non è solo un testo tratto da. E questa cosa a noi ha molto affascinato anche per il fatto che ci leghiamo al nostro poi filone letterario. Inutile che io adesso mi metta a fare tutta un excursus su quella che è la carriera di Edoardo Siravo, penso che sia noto. Poi andiamo il 18 marzo, ecco il 18 marzo c'è Taurino. Taurino è un giovanissimo che noi abbiamo amato tantissimo, che porta questo spettacolo dal titolo La scuola non serve a nulla, ovviamente provocatorio. E Taurino è un giovanissimo che collabora però dal 2003 con Zelig come autore, cioè uno degli autori principali di Zelig, sì. Quindi torniamo ovviamente nel filone comico. Mercoledì 8 aprile invece portiamo alla Stanza Spazio Eventi uno spettacolo a cui noi siamo molto legati, che si intitola Dalla parte di Orfeo, ed è uno spettacolo con cui l'anno scorso i ragazzi della compagnia stabile della Stanza sono stati all'Olimpico di Vicenza, in questo filone a loro dedicato che è la tragedia innocente. Quest'anno torneremo all'Olimpico, ma ne parleremo più avanti. Passiamo quindi poi al 15 aprile con Cristina Chinaglia. Stand Up Chinaglia è lo spettacolo. Ecco, Cristina è un'attrice che io amo tantissimo. Ha dei tempi comici mostruosi. Adesso lei lavora Rai, Mediaset, ha fatto vari programmi ed è veneta, perché lei è di Badia Polesine, ma per la prima volta si esibisce in Veneto con una commedia, con questo stand-up. Vi invito caldamente a venire a vedere Cristina, perché è meravigliosa. E fa questo pezzo in cui lei tratta diverse tematiche, ma soprattutto, e sempre perché ci ricolleghiamo al filone dei libri, Cristina ha fatto questa stand-up che è una analisi letteraria su 50 sfumature di grigio. Meravigliosa. Bene, poi abbiamo il 6 maggio Chiara Mascalzoni, Sic Transit Gloria Mundi. Questo spettacolo l'abbiamo scelto per il modo in cui questi ragazzi hanno deciso di trattare la tematica del femminismo, perché si parla di femminismo, ma non è sempre il solito modo, altrimenti non l'avremmo voluto. La domanda che pone la compagnia al pubblico è questa: cosa potrebbe accadere se il prossimo Papa fosse una donna? E quindi attraverso poi questa loro domanda, da cui poi sono partiti per montare tutto quanto, fanno un excursus su quella che è la figura della donna all'interno dell'immaginario cattolico. Tagliente, ma molto affascinante. E poi chiudiamo infine il 27 di maggio con L'amore ai tempi di Facebook con Mauro Raccanati. È uno spettacolo che racconta la vita di coppia ad oggi, cioè cosa succede adesso che non c'è più aspetto la telefonata, vado a cercare lo squillino, no, ma il corteggiamento. È come si evolve il corteggiamento oggi con i like, i poke, i tweet, cosa succede adesso, come si interfacciano con l'amore le nuove generazioni che hanno questa mediazione dei social. E questa è la nostra stagione. Dico solo una cosa, da quest'anno facciamo un servizio anche di biglietteria per chi volesse, sempre alla Stanza in Via dei Pescatori, e c'è un servizio di biglietteria attivo dal lunedì al sabato dalle 10 a mezzogiorno e mezzo e dalle 4 alle 7:30 fino all'apertura dello spettacolo, quindi da una settimana prima fino alla data di debutto. Perfetto, allora, visto che stiamo dando queste indicazioni, ci avviamo verso la fine della nostra chiacchierata. Diamo un sito, una pagina Facebook, come si può trovare? Tutte le informazioni le trovate sul sito, che è www.temacultura.it, o su Facebook, sulla pagina Tema Cultura. Sulla pagina di Tema Cultura.
Indicazioni: noi siamo in via Pescatori 23 e quindi dietro Piazza Borsa, perché non sia pratico della città, quindi centralissimo. Sono a disposizione biglietti, abbonamenti, tutti i termini li trovate, perché poi i numeri si confondono, appunto o sulla pagina Facebook o sul sito, o venendo a trovarci. C'è sempre qualcuno che poi è in grado di dare delle informazioni o di approfondire eventuali curiosità o domande di chi sia interessato a conoscere qualcosa di più. Perfetto, grazie mille di essere state qui. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci seguito sempre sui 97.500 di Radio Veneto 1. A presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.